Ciao, buongiorno. Speriamo che il pensiero di oggi vi piaccia. Non dimenticate di lasciarci i vostri commenti. Scriveteci da dove venite, da dove ci ascoltate e se avete dei suggerimenti vi ascoltiamo. Pensiero del giorno. Giovedì 4 settembre. Avere un cuore aperto. Perché se amate quelli che vi amano, quale merito ne avete? Anche i malvagi amano quelli che li amano. Luca, capitolo 6, versetto 32. Comportandoci come veri figli del Padre Celeste, cioè imitando il suo amore, cercheremo di essere i primi ad amare con un amore generoso, solidale, aperto a tutti, specialmente verso coloro che sono vuoti e che possiamo incontrare intorno a noi. Cercheremo di amare con un amore distaccato dai risultati. Ci sforzeremo di diventare strumenti della generosità di Dio, rendendo gli altri partecipi dei doni naturali e di grazia che abbiamo ricevuto da Lui. Lasciandoci guidare da questa parola di Gesù, vedremo con occhi nuovi e con un cuore nuovo ogni prossimo che ci passa accanto, ogni occasione che la vita quotidiana ci offre. E ovunque ci troviamo a lavorare, famiglia, scuola, ambiente di lavoro, ospedale, eccetera, ci sentiremo spinti a dispensare questo amore che è proprio di Dio e che Gesù ha portato sulla terra, l'unico in grado di trasformare il mondo. Chiara Lubick. Brani dal commento alla parola di vita del febbraio 1992. Parola di vita settembre 2025. Rallegratevi con me perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta. Vangelo secondo Luca, capitolo 15, versetto 6. Non dimenticate di lasciare un like se vi piace e di abbonarvi e di consigliarlo a qualcuno. Ottimo, vi aspettiamo anche domani. Abbracci e cordiali saluti.